Ben ritrovati dalla redazione. Stava vogando e fino a un momento prima non aveva dato alcun segnale di malessere, nulla che poteva far immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a pochi istanti. Aveva 50 anni, era originario della zona del lago di Garda, l'uomo deceduto ieri pomeriggio sul molo Audace in seguito a un arresto cardiaco improvviso che l'ha colto mentre era in corso una competizione di canottaggio valida per il campionato italiano di Coastal Rowing 2025. Il cinquantenne faceva parte della società canottieri Garda Salò, era presente l'intero team. Un furgone è stato divorato da un incendio scoppiato sul raccordo autostradale 13. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo essersi accertati che tutte le persone fossero riuscite ad uscire in maniera autonoma dal furgone, hanno spento le fiamme. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare anche la schiuma per così estinguere l'incendio. Non sono risultate persone ferite, sul posto anche polizia stradale e personale dell'ANAS. La carrozza 406 del tram di Opicina in partenza da Piazza Dalmazia ha subito un guasto al convertitore di alimentazione che ne ha interrotto il servizio. Il mezzo è stato trasferito al deposito di Opicina, dove sono immediatamente iniziati i lavori di riparazione con il supporto di ditte esterne specializzate. A causa della complessità dell'intervento e della non immediata disponibilità dei ricambi, saranno necessari alcuni giorni di lavoro. Fino alla completa risoluzione del problema, il servizio tranviario della linea 2 tram Trieste Tram Tour saranno svolti con 2 sole vetture, anziché 3, per un totale di 39 corse giornaliere rispetto alle 59 abituali. I tanto discussi cassonetti intelligenti per l'indifferenziata appena collocati in centro città non hanno convinto neanche il centrodestra. Il 1 gennaio 2026 verranno accesi solo i contenitori sull'altipiano, mentre per i bidoni già posizionati in quarta circoscrizione, Città Nuova, Barriera Nuova, San Vito e Cittavecchia, la Giunta prende tempo e chiede una proroga al 30 giugno 2026 in attesa di decidere se mantenerli dove sono o spostarli in altre zone della città, se non della provincia. Certo che, a differenza di quanto annunciato, per ora non verranno né acquistati né installati altri cassonetti smart. La sperimentazione si ferma qui. I partiti di maggioranza tornano sui propri passi, per quanto fosse stata proprio la Giunta ad approvare il tutto nel 2024, completando così quanto coperto dal PNRR. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in prevalenza poco nuvoloso oggi, tranne che nel Tarvisiano, dove ci potranno essere delle nubi basse di notte al mattino, bola moderata sulla costa e sulla pianura orientale, con raffiche anche sostenute a Trieste. Poi nel pomeriggio calerà di intensità. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 11 e 14, sulla costa fra 15 e 17, le massime ovunque fra 22 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.